Renato Schembri, psicologo e psicoterapeuta. Ecco, oggi vorremmo sapere cosa sta succedendo alla gente in funzione di tutte queste norme che sostanzialmente cambiano il modo di comportarsi, di comportamento familiare, sociale, le scuole chiuse, insomma il suo punto di vista. Innanzitutto le norme vanno seguite con intelligenza e con senso civico. Ovviamente di fronte a fatti drammatici, tragici come quelli che stiamo vivendo, si attiva dentro di noi un cervello più primitivo che è indispensabile per il nostro funzionamento, è quello che ci permette, quando siamo alla guida, di girare con lo sterzo immediatamente senza renderci conto di che cosa stiamo facendo, ma ci salva o salva altre persone. È un cervello primitivo che è attivato da eventi esterni o da afflizioni interne e che è straordinario, è importantissimo. La paura è un sentimento fondamentale per noi, ma va riconosciuto, e soprattutto va riconosciuto l'automatismo della paura, l'automatismo quando essa si associa in modo pervasiva ad dati di realtà che non necessitano di un intervento emotivo di questo genere. Altra cosa che si verifica in questi casi, come sappiamo, è il contagio emotivo. È anche questo un meccanismo sociale fondamentale per la nostra esistenza, per fare gruppo, per affrontare in gruppo, affrontare insieme le difficoltà che ci sono all'esterno. E allo stesso tempo, quando diventa una contaminazione tossica, ecco, questo va guardato con molta attenzione, quindi attenzione all'uso, non a non fare uso dei social, non a non guardare la televisione, non a leggere i giornali, non a non avere informazioni, ma all'uso che si fa di internet, dei giornali. Quello che bisogna esercitare in questo caso è uno sforzo di intelligenza, cioè di intelligenza per prendersi carico della paura, non fare finta che non ci sia la paura. La paura c'è, ma va riconosciuta, va ammorbidita, va resa coerente con i dati di realtà. E per quanto riguarda la paura, invece, che c'è in eccesso, l'angoscia che è frutto delle contaminazioni eccessive o delle nostre naturali tendenze automatiche ad rendere pervasivo questo sentimento, questa emozione, quella dobbiamo gestirla con molta intelligenza, con un discernimento continuo, che non finiremo mai di adoperare e di utilizzare, quindi un discernimento, una differenziazione, una separazione continua tra il dato di realtà con ciò che comporta, con la paura che comporta, dall'angoscia eccessiva che addirittura ci fa commettere errori ed è assolutamente controproducente, sviluppando un senso di civico, di coerenza, di intelligenza sociale, di intelligenza emotiva e di solidarietà. Il vostro ordine brevemente sta facendo girare un vademecum sui punti più importanti. Ecco, sì. se ce li... Sì, faccio vedere. Sì. Tra l'altro possono essere presi in considerazione. L'Ordine degli Psicologi nazionale e regionale della Sicilia ha elaborato un vademecum puntuale quanto semplice e schematico, quindi molto efficace sui punti principali, diciamo, da tenere in considerazione, che sono quelli di attenersi proprio al dato oggettivo e a non confondere una causa unica con un danno collaterale, a non farsi prendere dal contagio emotivo e a fare attenzione a quanto le emozioni possono danneggiare la capacità di pensare,